Eccoci mister, un 4-0 che non lascia spazio a molti commenti, partita subito in discesa per voi, un gol in più, un giocatore in più, ma la domanda iniziale, c'era questo fuorigioco lamentato o no? Allora, dalla mia posizione mi sembrava che fosse un fuorigioco, però il mio assistente mi ha detto che dalla parte opposta c'era un giocatore che teneva in linea in gioco tutti. Adesso dirlo non sono certo, però avendo visto che l'assistente era in linea, dal momento in cui non ha sbandierato, poi sono quegli episodi che a volte te li sbandierano, a volte no, in fatalità non l'ha sbandierato ed è stato un bene per noi, insomma. Sì, il Portogruaro ha tenuto finché ha potuto il primo tempo, poi nel secondo siete dilagati. Come ha visto la sua squadra e come ha visto il Portogruaro? Allora, il Portogruaro l'ho vista in grossa difficoltà perché dopo 4 sconfitte consecutive non è facile avere l'energia, soprattutto nervosa, giusta. E ripeto, non è facile riprendere subito una partita in mano da quando si mette male. Noi eravamo più sereni, eravamo più tranquilli, avevamo sfruttato bene l'uomo in più, avevamo preparato tutta la settimana queste ripartenze con questi tagli dei nostri due esterni che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria e dopo nel secondo tempo ecco, l'unico neo che posso dire è che potevamo chiuderla nei primi 45 minuti perché siamo arrivati tante volte nell'area avversaria ma non siamo riusciti a chiuderla. Nel secondo tempo abbiamo dilagato come ha detto lei. Avevate davanti dei giocatori velocissimi, dagli spalti sono sembrati dei fulmini. Quinta vittoria per voi, quinta sconfitta per Portogruaro. Se il Portogruaro adesso l'obiettivo è la salvezza, per voi è sempre di più il passaggio diretto? Noi continuo a dire che dobbiamo stare con i piedi per terra perché abbiamo allestito una squadra competitiva, cercando di raggiungere il nostro obiettivo primario che è la salvezza. Dopo tutto quello che viene in più, tanto di più. Grazie mister.